Circolare e trasparente, come dire che la sua stessa architettura è un simbolo evidente e duraturo. È il nuovo Palazzo di Giustizia inaugurato oggi a San Donà di Piave, nei pressi del centro cittadino. 4.500 metri quadrati sviluppati in 4 piani. Ospita anche i giudici di pace e gli ufficiali giudiziari. È stato realizzato in 15 mesi, grazie ad una collaborazione tra pubblico e privato, benedetta anche dalla Regione. Che è la cosa con la quale si riescono a realizzare opere di pubblico interesse e che altrimenti vedremo realizzate in 30-40 anni. Tribunale già in funzione da una settimana circa. Oggi, in via del tutto eccezionale, sono state sospese le udienze per qualche minuto. D'altra parte l'evento lo richiedeva. Quando si riesce a veder tradotto in azioni concrete quello che è frutto di anni di lavoro, di scelte, di capacità anche di assumersi delle responsabilità, non si possa che provare un'estrema soddisfazione. Ora si attendono i rinforzi di personale per un tribunale tra i più attivi della provincia di Venezia, con 2.158 processi civili e 400 penali all'anno, oltre alla enorme mole di lavoro per i giudici di pace. Il Veneto è la penultima realtà nazionale con un rapporto negativo tra popolazione e magistrati e personale amministrativo. Abbiamo avuto uno sviluppo economico-sociale talmente grande che le piante organiche non sono più parametrate su questo sviluppo. Il prossimo passo per l'amministrazione comunale è quello di convincere il Ministero alla Giustizia di mettere mano al portafogli e spendere 6 milioni di euro per l'acquisto della struttura dal privato.